La Sardegna è una regione che ha tante potenzialità. Ha tante potenzialità perché ha anche un cuore vibrante, che è quello dell'interno, delle zone interne delle Sardegne. Le zone interne dove si tengono e si mantengono le tradizioni e la cultura. E appunto dalle tradizioni vengono molti prodotti. Io lavoro nel settore agroalimentare e noi produciamo dei prodotti che vengono proprio dalla tradizione. Lavoriamo a Fonni e ritengo che Fonni si possa definire un polo agroalimentare, in quanto su 4.000 abitanti ci sono oltre 200 addetti nel settore alimentare. Nella Sardegna e nelle zone interne ci sono comunque molte carenze, abbiamo problemi di viabilità, problemi di zone PIPI che non esistono, addirittura zone dove non arriva la linea internet o telefonica. Credo che in qualche modo si debba sopperire a questo svantaggio che noi abbiamo. Io proporrei una fiscalità di vantaggio, una fiscalità diversa rispetto ad altre zone per superare questo gap. Io sono Nina Puddu dell'azienda Fratelli Puddu di Oliena. La nostra è un'azienda che produce vini e salumi. Nonostante la bellezza del nostro territorio e le prospettive che può avere per la bontà dei prodotti che riusciamo a produrre, abbiamo diverse problematiche. La più grave riguarda la peste suina. I turisti, quando arrivano nel nostro punto vendita, che è circondato dal verde, nel comprare i prodotti ci dicono: "Oh, ma le carni sono sarde?" E noi dobbiamo rispondere: no, purtroppo noi eravamo uno dei macelli certificati e allevamenti certificati, ma a causa della peste suina purtroppo non stiamo più allevando e le carni sono nazionali. Al che ci dicono: ma allora quindi il prodotto non è sardo. E noi però gli dobbiamo spiegare che le carni sono nazionali, le carni sono fresche, di non preoccuparsi, che è tutto a posto, e in più però gli dobbiamo dire anche: dovete fare un certificato per portarla fuori. E loro ci rispondono: ma se la carne è nazionale, perché dobbiamo fare dei certificati? Questo è un problema che per noi sta diventando veramente grave. Abbiamo grosse possibilità di mandare avanti la Barbaggia, perché abbiamo coraggio e vogliamo, noi imprenditori, e vogliamo andare avanti con le nostre forze, però non possiamo avere continuamente questi paletti. La Super Extra nasce da un'esperienza centenaria che inizia ai primi del Novecento con mio nonno Antonio, prosegue con mio padre Cristoforo, che estraevano e rivendevano il sughero estratto. Nel 2000, col supporto di mia moglie e dei miei figli, iniziò una nuova attività di trasformazione del sughero in tappi. Oggi l'azienda Super Extra conta 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato e circa 50 dipendenti stagionali per la raccolta e la selezione del sughero. L'azienda appunto nata in un paese piccolo del centro Sardegna, in questo contesto privo di infrastrutture. Basti pensare che ancora oggi la zona artigianale è priva di rete idrica e fognaria, la rete internet è insufficiente, nonostante ciò la Super Extra va avanti investendo in tecnologia e risorse umane. La nostra azienda è la Licanias de Sardigna e produciamo torrone tipico sardo. È una produzione molto legata al territorio e per questo il primo problema che riscontriamo nel nostro settore è la reperibilità delle materie prime. Vorremmo garantire una produzione solo con l'utilizzo di miele locale e frutta secca locale, ma questo non è spesso fattibile, perché i produttori di materie prime appunto sono spesso piccoli produttori, talvolta hobbisti, e per questo non riescono a garantirci una qualità e una quantità adeguata alle nostre esigenze. Vorremmo quindi poter fare un'etichetta con l'utilizzo di materie prime locali. Spesso al nostro prodotto non è riconosciuta una qualità adeguata. Fuori dalla Sardegna il nostro torrone è paragonato a torroni fatti di zuccheri, di glucosi, quello che per noi non è. L'aiuto che si potrebbe avere è quello di una creazione di un marchio del Gennargentu che aiuti appunto alla valorizzazione dei nostri prodotti di alta qualità.
Il turismo nelle zone interne della Sardegna in generale, ma in questo caso specifico nella provincia di Nuoro, ha alcune problematiche particolari. La prima è che il numero degli alberghi sono molto pochi. Questi sono mediamente di piccole dimensioni, lavorano di conseguenza con una stagione molto breve e l'attrattore pressoché unico è soltanto il mare. Di conseguenza ci sono una serie di problemi da superare in termini abbastanza urgenti. Uno è di dare più possibilità di realizzare strutture ricettive e quindi in questa maniera la Regione bisogna che consenta agli albergatori, soprattutto delle zone interne, di avere una corsia privilegiata rispetto ai vincoli che sono stati posti dal punto di vista regionale. Che gli alberghi che hanno dimensioni attualmente molto piccole abbiano la possibilità di raddoppiare i propri posti letto, arrivare perlomeno a 100 posti letto a struttura. Molte sono le strutture che non arrivano a questo limite fisiologico. Il terzo elemento è far sì che il mare non sia l'unico attrattore come invece attualmente. Questo ci comporterà di poter allungare la stagione. Ciò che quindi serve è far diventare attrattore tutto il mondo delle zone interne. Il Trenino Verde è uno degli emblemi di un grande attrattore storico, culturale e letterario che stenta a diventare invece elemento di sviluppo. Sono Massimiliano di Portale Sardegna, orgogliosamente nuorese, orgogliosamente direttore generale di una società fatta da nuoresi, fondata da nuoresi che hanno deciso di tornare da esperienze importanti all'estero e non solo per fondare una società in questo territorio dove non è facile fare impresa ma dove comunque è possibile e noi l'abbiamo dimostrato. Ora siamo una realtà in forte crescita che dà lavoro a quasi una trentina di persone e di questo ovviamente siamo molto onorati e pensiamo che il turismo sia un settore che può consentire anche ai giovani di tornare nell'isola, di fare imprese e di creare occupazione stabile nel lungo periodo. È possibile creare business nelle zone interne? Sì, noi l'abbiamo fatto, siamo una realtà quindi delle zone interne, ma l'abbiamo fatto anche creando delle soluzioni di viaggio che potessero coinvolgere non solo le zone costiere ma anche le zone interne. Quindi l'esperimento più riuscito della nostra storia si chiama Sardinia Open Voucher, un pacchetto itinerante low cost a 29 euro che consentiva al nostro utente, principalmente tedesco, quindi dalla zona del nord Europa, di costruirsi il proprio itinerario partendo in generale dagli aeroporti dove atterrava e quindi completando la filiera low cost che a quel punto non si fermava negli aeroporti ma proseguiva anche nelle zone interne, nelle zone costiere e negli alberghi che avevano deciso appunto di tenere aperti anche in bassa stagione. Una premessa: se si va in giro senza vestiti tutti lo colgono e il comune senso del pudore non lo consente. E invece se si va in giro senza cultura nessuno se ne accorge e si passa inosservati. Questo che cosa significa di fatto? Che nonostante si faccia un gran parlare della cultura, ad essa non è riservata la centralità che merita e quindi la cultura non è considerata necessaria. Questa, a mio avviso, è la prima azione che dovrebbe essere quella di dare dignità ed essenzialità alla cultura. La seconda azione è garantire la riconoscibilità e il rispetto degli operatori culturali, i quali devono essere certificati come interlocutori privilegiati di competenze. La terza azione conseguenziale alle precedenti è proprio quella della progettualità. ILISO in 30 anni ha dimostrato che l'amore per la cultura può scaturire in un progetto imprenditoriale indispensabile che ha coinvolto e a più riprese professionalità che solo apparentemente sembravano molto distanti dall'editoria, attingendo a Nuoro, alla realtà, a luoghi di Nuoro e il suo territorio ricchi di attrattori. Mi piace anche citare Grazia Deledda fra queste realtà di cui non ci si deve ricordare soltanto in occasioni degli anniversari. Dunque un luogo dai forti attrattori che costituiscono l'humus per poter intessere progetti di ampio respiro. Per questo vestire e investire in cultura ritengo debba diventare un imperativo categorico naturale.
Sono Katia Bulloni del panificio Bulloni di Biti. La nostra impresa ha fatto conoscere il pane Carasato in tutto il mondo. Abbiamo un'esportazione del 50% che comprende sia a livello europeo che a livello internazionale e il nostro punto forte è proprio l'export. Uscire dal mercato locale non è stato facile, siamo dovuti andare incontro a innovazioni sia del prodotto che del processo produttivo e siamo passati dalla tipica sfoglia del pane a formati veramente piccoli come la striscia del pane Carasato e lo snack da 40 grammi. Questo per andare incontro alle esigenze del mercato internazionale e accontentare appunto i clienti. Tutto questo è avvenuto in un contesto poco competitivo, in un territorio strutturalmente debole rispetto magari ad altre aree. Faccio parte di un'impresa storica di Nuoro che opera nel settore delle costruzioni da oltre 48 anni nella zona industriale di Pratosardo. L'area rappresenta un patrimonio molto importante per le attività di eccellenza che sono presenti appunto su questa zona che spesso sono sconosciute anche agli stessi nuoresi. Per via della posizione di centralità, Pratosardo potrebbe essere strategica per lo sviluppo non solo di Nuoro ma di tutta la provincia e nonostante non siano state fatte azioni importanti, la zona è ben strutturata se paragonata ad altre realtà sarde. È chiaro che vi sono delle criticità importanti, per esempio manca la banda larga che non è adeguata alle attuali esigenze di connettività, la segnaletica è inesistente, l'illuminazione è carente. Molto importante deriva dal fatto che la zona industriale di Pratosardo sia commissariata ormai da anni, quindi le azioni che vengono svolte si limitano alla mera gestione delle manutenzioni. Pertanto sarebbe indispensabile porre fine ad alcuni casi di doppia imposizione per cui gli operatori si vedono costretti a pagare due volte uno stesso servizio e soprattutto porre fine al commissariamento che ormai dura da troppi anni e quindi porre in essere delle azioni importanti di marketing affinché venga migliorata la qualità dei servizi offerti alle aziende che sono già insediate ma soprattutto attrarre nuove attività imprenditoriali. La Sardegna centrale è in recessione, lo dicono tutti i numeri e tutti gli indicatori economici, disoccupazione al 40%, 3 giovani su 5 sono disoccupati, una dispersione scolastica tra le più alte in Italia e uno spopolamento ormai che ci sta mandando in declino il nostro territorio. Serve immediatamente un piano di sviluppo che unisca le nostre eccellenze che sono date dall'ambiente. Viviamo sopra il più grande spettacolo naturale del Mediterraneo, a oggi totalmente inutilizzato, totalmente non reso economicamente vantaggioso per le nostre popolazioni. L'altro aspetto delle nostre eccellenze è la nostra cultura. Dobbiamo unire queste due eccellenze con tutte le più grandi risorse del progresso del XX secolo. Tutti oggi ci chiedono di internazionalizzarci, ma abbiamo difficoltà serie a raggiungere il continente italiano. Abbiamo bisogno di una rete che copra al 100% tutto il territorio del centro Sardegna, di una rete anche telefonica. Oggi lavoriamo anche in macchina, non è possibile che ogni 30 metri ci cade la linea. Il Burundi ha una copertura molto più importante della nostra. Abbiamo bisogno di un piano di sviluppo che consenta alle nostre aziende di rendersi competitive in un mercato sempre più complicato, sempre più agguerrito. La prima voce deve essere un risparmio sul trasporto merci. Non possiamo spendere 0,25 a chilo contro i nostri competitor che ne spendono 0,10. Voglio chiudere dicendo che ho sentito qualcuno in regione che si rassegnava al fatto dello spopolamento del centro Sardegna. Noi non vogliamo rassegnarci, perché non è un atteggiamento da sardi la rassegnazione. Non è un atteggiamento che ci appartiene, noi anzi combatteremo affinché ci sia un vero e proprio rinascimento per i nostri territori. Lo dobbiamo ai nostri nonni, ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti.